Carissimi, ben ritornati a parlare di accordi sociali, Padova e Rovigo in questo caso. Abbiamo già parlato più volte, ma ogni territorio provinciale riesce ad organizzarsi in modo tale da ottenere più risultati possibili, con varie strategie, in vari modi, con varie modalità, a seconda delle esigenze poi del territorio. Vedremo di capire, di affrontare questo tema con i nostri ospiti, come sempre, dell'FNP CISL e CISL, e quindi abbiamo per la CISL Francesca Pizzo, segretaria territoriale CISL Padova e Rovigo, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Per l'FNP invece di Padova e Rovigo, Giulio Fortuni, dirigente, grazie anche a lei di essere ritornato. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, il tema come sempre è abbastanza pernicioso perché in alcuni territori abbiamo visto che è più sviluppato oppure no, ma adesso andiamo a mettere la lente di ingrandimento in quest'ambito territoriale. E allora, questi accordi cosa sono, come sono strutturati? E dunque, quando parliamo di contrattazione sociale parliamo di un tema che effettivamente talvolta è ancora poco conosciuto. Digerito. Più che digerito, veramente poco conosciuto, e tant'è che anche dal nostro punto di vista bisogna fare un'attività più anche di diffusione e di comunicazione all'esterno, anche alla cittadinanza, perché sono tutti quegli accordi, e mi permetto di dire non solo accordi ma anche progettualità soprattutto, che vanno ad intercettare nei singoli comuni, e quindi previo un incontro con i sindaci, con l'amministrazione comunale, vanno appunto a dare delle risposte ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione in termini fiscali, quindi per quanto riguarda magari un'azione dal punto di vista delle politiche fiscali del territorio, piuttosto che per ad esempio un welfare più inclusivo. Quindi parliamo dei temi dei servizi pubblici, di tutto quello che riguarda anche la parte di lavoro, quindi dell'inclusione lavorativa, e di un welfare più inclusivo, che normalmente va a intercettare le fasce più deboli, che di solito sono normalmente i minori, gli anziani, e magari anche più le donne sotto certi punti di vista. Poi certo, dipende sempre dalle caratteristiche, insomma, del territorio specifico. Ecco, qui vediamo infatti nel grafico un po' le aree che sono coinvolte in questa tipologia di accordi, no? Infatti. Ma per fare un esempio, quando vedo gli accordi per il fisco, cosa vogliono Quando dire? si parla di accordi per il fisco, si parla di agire su quello che è appunto la fiscalità territoriale, in particolare l'IRPEF comunale. Allora, facendo un po' un'analisi ad esempio del territorio che come CIS di Padova Rovigo abbiamo svolto a livello statistico, per farci un esempio, il limite, la soglia dell'IRPEF comunale chiaramente più alta è, più intercetta una ampia fascia di popolazione, che quindi è esentata dal pagamento in busta paga, perché parliamo ovviamente principalmente di lavoratori o pensionati, e quindi dà magari una risposta, può essere più o meno lieve perché dipende appunto dalle fasce di esenzione, ma che ad esempio sulla zona di Padova, tanto per fare un esempio, ha delle differenziazioni importanti nei territori. Partiamo dalla zona centrale, che ha magari un limite, una soglia IRPEF, che vuol dire redditi fino a Padova ad esempio 15.000, ed è un accordo che noi siamo riusciti ad ottenere nel tempo con gli incontri fatti nell'ambito della contrattazione sociale, e invece ad esempio l'area di Cittadella, che non applica proprio l'IRPEF comunale ad esempio, quindi dà un bel vantaggio. Differenze abbastanza importanti anche in termini di progressività, che noi richiediamo sempre di poter applicare, quindi differenziare. Ecco, tra l'altro ci sono margini molto ampi in Veneto, perché vedo qua dei vostri dati 263 accordi chiusi fra il 2013 e il 2018, quindi la sesta regione su scala nazionale, col 97% dei comuni, 95% con accordi di durata annuale, il 90% proprio l'area fiscale. Sì. Quindi non è un lavoro, cioè tutto sommato c'è fatica, c'è difficoltà, complesso. però i numeri sono interessanti. I numeri sono interessanti, è un lavoro complesso che ovviamente si scontra molto spesso con le risorse sempre più risicate in termini di appunto disponibilità da parte delle amministrazioni comunali per effetto di tutte le leggi, tra legge di stabilità e altro, e che appunto non sono difficili da concordare, da ottenere, proprio perché si scontrano con quello che è appunto la necessità di far quadrare i conti, per cui
nel momento in cui io alzo e riduco, no, le entrate, che sono comunque sempre, la tassazione locale è molto ridotta, cioè IRPEF, IMU, TASI, quindi non è che abbiamo molti margini, e per cui se riduciamo l'IRPEF i soldi da qualche altra parte si devono trovare, quindi normalmente quello che ci dicono le amministrazioni, sì, ma se io riduco, no, l'entrata e devo togliere qualche altro servizio, allora è quello che noi cerchiamo di spingere, ovvero la progressività, quindi cercate di modulare, no, l'entrata dal punto di vista dell'IRPEF facendo degli scaglioni di reddito e quindi agendo su quelli in modo tale che l'entrata sia uguale, però con una compensazione sulla base delle fasce. Cosa che sta nella potestà delle amministrazioni assolutamente comunali, sì, tant'è che l'area, ad esempio Colli, tutta la zona Rovolon, Veggiano eccetera, applica la progressività, ad esempio, cioè proprio c'è una distribuzione territoriale molto particolare all'interno di Padova. È interessante anche adesso, la vedo anche da analizzare in base alle esigenze, le istanze, lo spaccato sociale, no? Certo. Sempre riguardando quelle aree di prima, avevo visto il socio familiare, forse questo riguarda gli anziani, vero Giulio Fortuni? Moltissimo gli anziani. Noi potremmo dire che siamo l'utenza di questa contrattazione sociale che avviene nei comuni, perché tutta la strutturazione sociosanitaria evolve, spesso evolve in negativo, e ad accorgersi per primi di queste necessità sono gli anziani, soprattutto quelli appunto più deboli, ammalati e spesso persone sole che non sanno neanche a chi rivolgersi. Quindi noi abbiamo le sentinelle sul territorio, le chiamiamo così, abbiamo delegati comunali che rappresentano appunto la nostra categoria e che ci segnalano le problematicità dei comuni e tentiamo di raccordarle con le iniziative che le confederazioni assieme, CISD in testa, stanno facendo proprio comune per comune con una capillarità che porta via molte energie, ma che è molto utile per mediare tra le realtà che ci sono, la situazione economica dei comuni che spesso sono tagliati anche nei loro risorse che arrivano dal centro e quindi con l'incapacità di assolvere a necessità che si trovano dentro appunto a questa. Però ovviamente l'anziano non è solo la sua condizione, l'anziano è famiglia, l'anziano è welfare, no, infatti privato, perché accudisce ai bambini, fa il nonno per il pedibus, fa tutta una serie di attività di volontariato che dentro ai comuni sono molto preziosi, insomma. Quindi ben venga questa contrattazione, se estesa dappertutto, perché può risolvere tanti problemi. Ecco, tornando un po' per far capire proprio com'è il territorio, abbiamo visto anche in altri territori provinciali, abbiamo Padova e Rovigo, sono unificate, eccetera. Spaccato di Padova, per famiglie, abitazioni, caratteristiche, e poi vedremo anche Rovigo, per capire anche delle differenze e questi abbinamenti come risultano. Sì, l'evidenza rispetto chiaramente alla popolazione, quindi all'età della popolazione, diciamo che sulle due province c'è un importante invecchiamento più evidente nella provincia di Rovigo, chiaramente, e un po' meno nella provincia di Padova, però io ricordo sempre che nelle nostre analisi uno dei dati più interessanti e più preoccupanti, ad esempio sulla città di Padova, è l'invecchiamento della popolazione, ma soprattutto i nuclei familiari monocomponenti con persone anziane che vivono sole e che quindi hanno delle necessità e dei bisogni che devono essere intercettati, e per cui noi durante la nostra contrattazione sociale ci spendiamo con il Comune, ad esempio, perché attui delle iniziative di tutela, perché parliamo di genitori magari anziani per cui i figli magari sono a lavorare all'estero, ad esempio. E contando che anche l'età, appunto, abbiamo superato una certa soglia anche per i centenari, che sono aumentati negli ultimi 10 anni dell'80%, ad esempio su Padova. Dell'80%, sì. Per cui parliamo di situazioni molto delicate da gestire e da appunto attenzionare, soprattutto proprio perché nuclei soli, monocomponenti, quindi insomma è un'attenzione importante che si deve avere riguardo magari alla popolazione anziana. Dal punto di vista invece
ad esempio delle famiglie, dei minori, è chiaro che uno dei temi più interessanti, e questo vale sia sulla provincia di Padova che su Rovigo, è il tema ad esempio della conciliazione vita-lavoro, perché tutte quelle difficoltà che le famiglie vivono nel conciliare i tempi di lavoro con le esigenze dei figli, quindi con i servizi del territorio, molto spesso appunto è uno dei temi importanti che stiamo cercando di far emergere e di affrontare ad esempio con degli accordi di welfare territoriale che ad esempio nel caso di Padova su Piazzola sta lavorando bene, per cui ha coinvolto 5 comuni insieme, ha fatto sì che anche i comuni collaborino, perché una delle cose importanti che noi andiamo a proporre nei nostri incontri è anche ad esempio una capacità di lavorare in rete fra comuni, perché ormai non si può più considerare il confine, no, comunale, certo, anche solo per i servizi. Per farle un esempio, il servizio del nido talvolta, anzi molto spesso, ha una differenziazione tra retta residente e non residente, e subito di là dal cartello, no, del comune, la persona che magari viene a lavorare in questo comune si trova con una retta molto più alta, e quindi abbiamo cercato di azzerare i confini, proprio perché ormai insomma, non è più nella nostra epoca, non è più possibile considerare appunto il singolo comune, no? E quindi non oltrepassare questo problema. E per cui in questi termini, sia su Padova che su Rovigo tutta l'area ad esempio di Badia Polesine, Lendinara, abbiamo fatto anche lì un accordo di welfare intercomunale che adesso è, diciamo, una consulta intercomunale che sta partendo, sta lavorando, cercando di mettere insieme quello che è l'esigenza della popolazione non solo residente, ma anche lavoratrice in quel territorio, e quindi usando anche alcune potenzialità del welfare aziendale, che all'interno dell'azienda dà la possibilità di spendere dei soldi comunque nel territorio, e legandoli appunto al territorio anziché a delle piattaforme dove puoi acquistare dei servizi ma che non sono del territorio, insomma. Assolutamente. Se posso su sì, questo, sì. Io penso che sia molto utile la contrattazione che facciamo, perché spesso quando si va nei comuni si portano le esperienze degli altri comuni. E da lì si capisce, si stimola le amministrazioni a praticare tipo benchmarking, delle best practices che ci sono, anche per gelosie e poi per campanilismo, no? Mi voglio far vedere che... Però la cosa che diciamo, che appare agli occhi è che il rischio che si corre, insomma, è che non si abbia, cioè che chiudendosi in un recinto più stretto non si sia capaci di mettere in atto delle azioni tipo gli asili nido che mancano spesso dappertutto, insomma, via, e magari non ci si sia accorto che in giro per il mondo, cito, non so, la zona grandi aziende Nord Italia in genere, ma anche Roma e dintorni con le grandi amministrazioni, dove hanno fatto gli asili nido dentro addirittura le aziende, oppure con piccole aziende che si sono consorziate tra loro per favorire i propri dipendenti con questa attività. Questo permette che le donne quando hanno un figlio non devono stare a casa, anche temporaneamente, ma spesso abbandonano il lavoro perché al secondo figlio è quasi garantito. Poi con una buona pratica di conciliazione vita-lavoro si riesce per davvero a avere vicino un asilo nido, oppure addirittura dentro in azienda, ma aperto anche ad altre aziende, con la possibilità di accudire per davvero ed educare per davvero, con una vicinanza con il bambino, mangiando assieme a mezzogiorno, con una, ecco, ma questa cosa qui, un'attività che sembra avveniristica, ma che nei grandi stati dove si pagano tante tasse, nel nord d'Europa, questi servizi ci sono, ed è bello pagare le tasse, lo diceva Padova Schioppa, se poi hai appunto tanti bei servizi. Perché se noi abbiamo più tasse senza servizi, quindi facciamo... C'è anche un effetto in più, che si crea occupazione buona e regolare, perché bisogna che capiamo anche questo, spesso i giovani sono maltrattati da una occupazione a basso profilo, senza garanzie per il futuro, con precarietà, e quindi le cose si sposano. Bisogna lavorare sul welfare, perché il welfare è fonte di ricchezza per tutta la società.
Assolutamente sì. Stavo pensando, ma queste trattative, per esempio, come l'hai citato, aziendali, no? Vengono spinte dal sindacato o sono cioè, Vengono spinte dal sindacato, anche se abbiamo, a onor del vero, perché bisogna sempre essere realisti, per fortuna abbiamo qualche imprenditore che la propone. Illuminato, Il caso sì. del vecchio, insomma, ovviamente balza agli occhi a parte di tutti, però il sindacato ha una forte Cioè, coscienza. dove l'impresa non ha la l'azienda non ha la sensibilità o non ha la struttura, può intervenire il sindacato dove c'è un numero insomma, importante e questo quindi al contrario fa sì che, esistendo queste possibilità, in certe aziende potrebbero essere i dipendenti stessi a sollecitare il sindacato perché si faccia da mediatore in questo tipo di istanza. Non solo, ma coniugare, ed è un'impresa tra virgolette che arricchirebbe molto la società. La contrattazione ha spinto molto in questi anni, la contrattazione aziendale, per un welfare integrativo che ha salvato tanto sia il reddito che la possibilità appunto di accudire bene alle famiglie e dare una speranza in una situazione in cui siamo, dove la demografia è boom, no? 2018 Padova, saldo naturale, quasi 3.000 persone in meno. Saldo naturale vuol dire sono morti 3.000 persone in più di quelli che sono nati. Certo. Ed è una via che sta biforcando ancora di più piuttosto. Ma allora se c'è una politica sulla famiglia che parte anche dalle azioni di welfare integrativo, che però non possono rimanere solo nel recinto aziendale. Ha fatto bene Francesca a citare l'accordo di Piazzola, e CISL ha un convegno anche la prossima settimana, il 21 se non sbaglio, proprio per un welfare integrativo di territorio. Perché effettivamente non possiamo stare alla finestra, aspettare che arrivino misure statali, ministeriali e via, ma dobbiamo stimolare anche che queste misure arrivino, e tramite appunto una seria politica e serie azioni che sul territorio espandano, amplificano tutta la platea fruitrice di un welfare che crea comunità, crea buona società e crea coesione sociale. Assolutamente. Lei ha citato Piazzola, so che ci sono anche altri comuni che sono stati coinvolti, giusto per fare degli esempi, così ci rendiamo conto di alcuni esempi, infatti dal punto di vista proprio più della progettualità che le dicevo prima, abbiamo lavorato su diverse tematiche. Allora, parlando proprio di lavoro, si parlava anche delle opportunità di lavoro, quello che poi noi intercettiamo durante i nostri incontri di contrattazione sociale ci spingono ovviamente anche a inventare, fra virgolette, o comunque a fare delle proposte un po' fuori dal coro del solito, quindi della parte più fiscale, che magari intercettano una certa fascia. E quindi ad esempio a Due Carrare abbiamo attivato con i nostri servizi lavoro abbiamo attivato un progetto di ricollocazione lavorativa con un bando del comune e con l'aiuto della Fondazione Cariparo, che ha messo a disposizione delle borse lavoro, in cui abbiamo sollecitato il comune a lavorare con i territori e con le aziende, perché uno dei grossi problemi dei comuni è che lavorano in maniera completamente scordinata rispetto alle aziende del territorio, e le aziende proprio non riconoscono l'amministrazione comunale come un partner. Quindi abbiamo cercato forse perché non c'è comunicazione anche tra... Esattamente, molto spesso è proprio questo. Infatti è stato un esempio molto particolare di lavoro insieme con, ad esempio, i servizi sociali, quindi un partner esterno che eravamo noi come CIS di Padova Orvigo, un nostro ente di formazione che ha comunque partecipato a tutta a dei moduli formativi ed ha fatto la formazione dei moduli formativi per persone che erano fuori dal mercato del lavoro da minimo 2 o 3 anni, e guarda caso erano tutte donne, 9 su 10 donne. Aspetta. E questo ha prodotto secondo noi un buon risultato, perché le persone su queste 10 alcune si sono reimpiegate da sole dopo un percorso effettivamente di formazione, e poi con una borsa lavoro che appunto si è poi tramutata in un rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Quindi è stato un bel esempio di lavoro di rete e di coprogettazione tra pubblico e privato.
Diciamo che ha funzionato meglio del reddito di cittadinanza. Ecco, è un po', abbiamo usato un po' il REI invece precedente, il reddito di inclusione, per poter fare questo tipo di progettualità. Altra cosa invece che secondo noi è stata molto interessante, sempre nello stesso comune, che è molto recettivo, quindi sempre Due Carrare, molto recettivo su alcuni temi, abbiamo fatto lavorare insieme i ragazzi delle scuole, e quindi con la nostra CISL scuola che ci ha dato una mano, e noi come confederali, e l'Anteas, che è una nostra associazione, insomma, di volontariato. E abbiamo fatto dei laboratori formativi per i ragazzi della quinta e della prima per la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che adesso è entrato in carica, e adesso siamo al secondo anno di attività, con, devo dire, dei risultati interessanti, perché i ragazzi si stanno impegnando molto, hanno avuto comunque la disponibilità anche di un budget da parte dell'amministrazione comunale, e quindi si adopereranno per far approvare e comunque mettere in campo le loro richieste elettorali, della loro lista elettorale. Infatti, bello. Il comune si attiva anche per gli anziani, Due Carrare, è sì, bravo anche per... La situazione degli anziani ovviamente è diversa da comune a comune per tante ragioni. Uno, per la disponibilità economica che magari non c'è, poi chiaramente la condizione degli anziani è praticamente un'aspettativa di vita che aumenterà nel giro di pochi anni, costantemente sono cresciuti in una curva tutta in salita gli ultra 65 anni, a Padova siamo di più della media del Veneto, attorno ai 22% per dire, a Rovigo ugualmente, e quindi questa nostra attenzione all'anziano è quasi obbligatoria. Tra l'altro la forbice, come si vede dai dati, Eccolo qua, infatti vediamo Padova. Gli ultra 65 anni 0,14 dimostra che gli ultra 65 anni aumentano costantemente e di poco diminuiscono, ma diminuiscono di 0,14, quindi abbiamo sicuramente un invecchiamento della popolazione. Nel 2040 l'aspettativa di vita delle donne va di poco sotto ai 90 anni, mentre quella degli uomini sale dagli 85 attuali agli 88, e quindi ancora di più ci saranno ultra ottantenni che già sono di più dei nati da 0 a 14, da 0 a 4 anni, e quindi l'invecchiamento è una condizione con la quale, una realtà con la quale tutte le comunità locali dovranno farsi carico. Attualmente avviene che molto spesso alcuni servizi non vengono fatti, e laddove c'è la fortuna che ci siano associazioni di volontariato che si muovono, viene alleviata un po' questa situazione. L'anziano però cade anche dentro alla casistica della non autosufficienza, che è il grosso del problema. Perché finché è un autonomo, tutto sommato... Esattamente. Perché quando uno non ha più la capacità di autogestirsi, cade in depressione minimo e coinvolge le famiglie. È una realtà di 3 milioni in Italia, 3 milioni di soggetti in Italia sono non autosufficienti, nel nostro territorio ne contiamo attorno a 14.000. Il ragionamento che stiamo portando avanti è quello che, mancando una legge che finanzia questa, diciamo così, situazione, manca di fatto la capacità del Paese, dello Stato e delle regioni anche, se ben si sono date da fare, per garantire un diritto costituzionale alla salute in questa fase della vita. E dopo è anche vero che questi 3 milioni coinvolgono 8 milioni di familiari, di attivisti, di gente che accudisce a loro. Esatto. Però il fatto che non ci sia una legge organica che preveda la presa in carico e restituisca dignità in questa fase della vita così tormentata per chi non è autosufficiente è un vulnus, è una dimenticanza grave che noi vogliamo sollevare. Questo fa parte della grande politica, infatti saremo sabato in una grande manifestazione a Roma proprio per questo motivo qua. Ma quello che possono fare i comuni sono tante cose. Innanzitutto censire i dati costantemente, innanzitutto stare attenti a quelli che sono a casa da soli,
purtroppo ci sono anche i casi limiti che qualcuno è morto e ci si è accorto qualche mese dopo, ok? E sono casi che nelle città, dove nel paese uno si domanda ma come mai Tizio non è venuto a comprare il pane, come mai ha ancora i balconi chiusi e magari no, ma nelle città questo problema, questa criticità è molto più evidente e molto più grossa. Quindi il benessere di queste persone passa attraverso una rete familiare, a una rete amicale e a un apporto che il sindacato pensionati sta dando. Siamo in chiusura, citiamo solo gli accordi fatti nel Polesine, invece per quel che riguarda Rovigo, per dare pari merito velocemente. Nel Polesine riguardano sempre un'attività legata molto al mercato del lavoro, visto che ad esempio per la Castel Guglielmo e San Bellino, che sono ad esempio due comuni molto piccoli, si sta lavorando per invece cercare di dare alla popolazione qualche strumento in più in termini di capacità e di competenze per anche gli importanti investimenti di strutture aziendali che saranno fatte prossimamente nel territorio, e quindi dotarli di qualche competenza in più per riuscire a reinserirsi nel mondo del lavoro. E poi c'è ASM Set di Rovigo, fornitura gas e luce, sì, che per le riduzioni tariffarie per utenti con ISEE inferiore a 15.000 euro, famiglie inferiore a 20.000 euro, ha fatto un applicano una scontistica, un accordo, sì. Quindi anche accordi con aziende private. Certo, insomma. Assolutamente, che sono normalmente delle partecipate dei comuni o comunque ex partecipate, per cui altre attività appunto su Rovigo, come dicevo prima, e che è leggermente in ritardo rispetto a Piazzola, ma comunque ci si sta lavorando, e che coinvolge invece 8 comuni, è appunto quella consulta intercomunale sul welfare che sta lavorando insieme per riuscire a dare dei servizi migliori a tutta la popolazione. Allora, di lavoro ne avete? Siamo in chiusura, siamo fuori. Dovete fare una battuta? Una battuta veloce. Velocissima. Per far meglio la contrattazione sociale abbiamo messo in piedi una rete di assemblee in tutti i comuni per rilevare i bisogni effettivi e presentarli appunto alle amministrazioni nelle prossime contrattazioni. E quindi bisogna partecipare a queste assemblee per rendere note le proprie istanze. Detto questo, grazie mille a voi, buon lavoro. Grazie. Naturalmente, cari telespettatori, grazie di averci seguito, noi ci vediamo alla prossima. Bene.